Presidente Bolsonello, le conclusioni di questi 2 giorni in cui si sono confrontati gli operatori con l'amministrazione regionale, con Promoturismo, e emergono degli indirizzi che saranno le basi del nuovo piano del turismo regionale. Lei si è soffermato sulle parole che sono uscite, i termini che sono usciti da questi lavori, in particolare formazione, fibra, fantasia. Esattamente questa è la declinazione che esce da questi 2 giorni di lavoro molto importante. Non è stato un evento, è stato proprio 2 giorni di grande lavoro, dove dentro un contenitore guidato da un lato da Promoturismo ma dall'altro dall'Università di Udine e da una serie di operatori professionali si sono confrontati tutto il mondo che fa capo al turismo, quello professionale, quindi quello degli albergatori, dei ristoratori, dei portatori di servizi, e dall'altro anche quello del volontariato, il sistema delle proloquio piuttosto che il sistema delle varie associazioni culturali eccetera legate al mondo del turismo. L'Università di Udine, grazie a un programma particolare, ha fatto emergere le parole chiave che sono uscite. Io mi sono soffermato soprattutto su 3, perché a me sembra che non si possa in questi anni più fare turismo e comunque impresa in generale, turismo in particolare nel caso specifico, senza fibra. È inutile che infrastrutturiamo i territori se poi manca l'ultimo miglio è fondamentale. I piccoli paesi, magari delle chicche anche da un punto di vista architettonico eccetera, non hanno poi l'ultimo miglio, quindi la fibra finale, perché un operatore possa materialmente utilizzare tutta la parte tecnologica. Quindi fibra sicuramente. La formazione che non è solo quella dell'imprenditore ma è del sistema nel suo complesso. Come la mettiamo con i lavoratori stagionali? 3, 4, 5 mesi arrivano, paghe molto basse, una formazione così. Come riusciamo a darle una mano su questo? Su questo noi dobbiamo fare una grande task force e dobbiamo dare risposte sia di tipo fra virgolette economico, perché queste persone non siano sottopagate, e dall'altra parte in grado di rispondere alle esigenze di un mercato, di un turismo che vuole avere dal punto di vista della professionalità un elemento molto alto. Quindi questi sono gli elementi che emergono da questi 2 giorni. Un sistema complessivo che ha la consapevolezza di essere molto forte, ha la consapevolezza anche che probabilmente sarà il magnete occupazionale per i prossimi anni più importante, dove ci saranno i maggiori posti di lavoro, e dall'altra parte naturalmente la voglia e l'orgoglio di essere all'interno di questa regione speciale, di questo Friuli Venezia Giulia, che può interpretare un ruolo straordinario nel panorama del turismo internazionale. Ecco, Presidente, una sua considerazione particolarmente significativa è questa dell'occupazione. Lei ha detto, avendo la delega anche di attività produttive, che il manifatturiero in particolare, con l'avvento dei robot e con le nuove tecnologie, può ambire a un'occupazione, un mantenimento dell'occupazione o una crescita piccola ma non determinante, specializzata. Invece il turismo ha in effetti davanti a sé più margini di sviluppo sul fronte occupazionale. Industria 4.0 vuol dire grande tecnologia, grande robotica, vuol dire quindi una occupazione sempre più specializzata, quindi non grandissimi numeri, sicuramente aumenterà, sicuramente ci sarà un incremento, ma sarà legato ai piccoli numeri, non ai grandissimi numeri. I grandi numeri li faremo solo o nell'agroalimentare, portandolo a livello di trasformazione, ma anche lì alcuni problemi ci sono, e poi bisognerà anche ragionare su un'agricoltura che deve mantenere un paesaggio tipico, una tipicità del paesaggio, una capacità di tenerlo assieme al mondo del turismo, e dall'altra parte il turismo e i servizi inerenti. Quello sarà il grande magnete occupazionale dei prossimi anni in Italia in generale, in Friuli Venezia Giulia in particolare, e su questo noi dobbiamo fare e raccogliere questa sfida e raccoglierla nel modo più importante possibile, che è quella appunto di mettere a disposizione sì da un lato risorse, ma dall'altro dobbiamo mettere a disposizione anche coloro che possono accompagnare i nostri imprenditori, appunto con questa formazione che non è solo imprenditoriale ma è anche legata a tutto il complesso.